Ciao a tutti da Verona Report, oggi sono qui in compagnia di Lucia, una delle organizzatrici del Primavare Incepe Cutine, l'evento che c'è stato il 5 marzo al Teatro Cinema San Massimo a Verona, organizzato da Cimbri Shore, un gruppo di danze popolari tradizionali moldave. Raccontaci come mai è nato la voglia di fare questo evento rispetto alla vostra tradizione e anche cosa poi è successo in particolare. Sì, guarda, questo evento è nato proprio dal pensiero di festeggiare la primavera, visto che ogni anno dalle nostre parti si festeggia. E, oh, è stato bello perché abbiamo invitato anche una nostra cantante popolare e sulle basi delle nostre danze, sui nostri canti popolari abbiamo fatto questo evento, un piccolo avvenimento inserendo anche il gruppo dei bambini che l'abbiamo organizzato dall'autunno del 2022 e siamo stati molto contenti per la loro partecipazione. La primavera inizia con te. Di cosa ci parla questa festa tradizionale? Come mai nasce? Praticamente nasce dal Mercy Shore, il simbolo che è anche riconosciuto dall'UNESCO adesso, perché viene riconosciuto nei tutti i paesi balcanici e si basa su una leggenda nostra popolare, praticamente significa la rinascita, e questo filo bianco e rosso che rappresenta la neve con il sangue, perché c'è stata una lotta tra un giovane per la primavera, diciamo così, per una reginetta principessa, e comunque questo significa la rinascita e la ripresa di tutto quanto, della natura e anche dei sentimenti. Quindi è stato un momento anche di festa e di unità tra il vostro popolo. Tornerete a festeggiare anche l'anno prossimo, immagino? Potremo venire ad assistere a questa bellissima festa? Certo, se andrà tutto bene vi aspettiamo con le braccia aperte e speriamo che sarà anche una terza edizione di Primavera Incepe Cutine.